Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è convalidato il segnale, vediamo in Numero 3, partenza la rottura Uragano di Uragano del del Pino, Pino, mentre scatta in squalificato. testa Zingaro Gad. In poche battute Zingaro Gad in testa su Camelot R, che si sistema subito nella scia del leader e favorito. La terza posizione per Azteco dei Greppi, che dalla seconda fila si è portato subito in terza posizione, davanti a Casanova Adri, che precede il resto dei concorrenti, capeggiato da BB King dei Veltri, che ha recuperato 20 metri, perlomeno rispetto ad alcuni dello start, fra questi Dylan Chris e Valdest. Intanto i 400 in 31,9 e ne approfitta per risalire all'esterno Zeno del Ronco, che in poche battute si rifà tutto il gruppo, arriva a metà dello stesso e cerca di avvicinare i primi, con Camelot R che per un attimo sembra voler anticipare l'avversario, poi torna sotto e intanto se ne vanno i primi 800 metri di gara completati in 1:4,4 da parte di Zingaro Gad, che ha sempre in schiena Camelot R, all'esterno Zeno del Ronco, poi ancora BB King dei Veltri, lungo la corda c'è Azteco dei Greppi, se n'è andato il primo chilometro in 1:20,3, ancora 900 metri dalla conclusione, con Zingaro Gad che continua a portare a spasso la compagnia, e al giro conclusivo è ancora saldamente in vantaggio nei confronti di Camelot R, impegnato in durissimo percorso esterno il doppiamente penalizzato Zeno del Ronco, che comunque rimane lì anche a 600 dalla conclusione. Si trascina BB King dei Veltri, terzo alla corda è Azteco dei Greppi, poi Casanova Adri, via gli altri, poco più di 400 al palo, con situazione tattica invariata, sempre Zingaro Gad a condurre, Zeno del Ronco che si impegna al suo esterno, alla corda c'è Camelot R, poi BB King dei Veltri e quindi Azteco dei Greppi senza spazio. Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Zingaro Gad in vantaggio a 100 dalla conclusione, allunga ancora Zingaro e nel finale vince Zingaro Gad nei confronti di Zeno del Ronco, che corre alla grande. Terzo posto per Azteco dei Greppi sull'errore di Camelot R, 1:17,7 il ragguaglio conclusivo, 28,5 a chiudere per Zingaro Gad, che in percorso di testa Elena Bruniera porta a un bel primo piano per conto di Alessandro Raspante e della scuderia ovviamente Alele. Andiamo a rivedere Elena Bruniera con Zingaro Gad che tiene botta a un ottimo Zeno del Ronco, mentre al terzo posto finisce Azteco dei Greppi.